attacca. Spingi. Mi serve quello. Pareggio ancora, quindi rimango lì, più, ok, qua, ha perso il punto di contatto. Quando io assorbo, attacco, resto sul punto di contatto. Luce 0, eccolo, ma luce 0, non questo, non questo, C'è un punto morto lì. ma qua, oh, Sì. vedi? Se lui fosse rigido andrei sulla struttura, no? O continuerei a manipolarla. Se morbido, dentro. Yes. È questo. Già che arrivo qua, o lui arriva a me, bravissimo, significa che ho lavorato male qua. Se lui vuol venire a me, non glielo permetto, non glielo posso permettere. Attacca, vedi, dalla pancia, la pancia risucchia, la pancia va. Energico, ok, perfetto, siamo qui. Vedi che c'è stato è sussultato e da questo punto di contatto siamo arrivati qua. C'è un errore, o mio o suo. Ok? Oh. Quando lui attacca, oh, vedi dove mantengo il punto di contatto? Molto facile e lo riprendo al volo. Quindi spingi, lavoro sul punto di contatto, ma non li perdo mai. O lui apre, anche questo è un punto di contatto. Non il bonsai a metà avambraccio, che è solo un blocco meccanico. Qua, questo e questo. Ok, attacca. Ci ho pensato troppo, mi dispiace. Solvi. Ok, perfetto, vai. Fa pugno. Questo, punto. Ora l'hai perso. Ma io l'ho mantenuto. Che l'ho cambiato, hai lavorato bene, perché non... Ma hai fatto 2 o 3 cambi, ma solo che da qui passi, lo tengo, lo ritengo, lo rompo, lo devi cambiare. Ok, devo entrare. Sì, esatto, senti, bravo, sei dentro, quasi. Eri dentro se io facevo un ciamsao di questa fattura, Okay. o entri o mi tiri. Ok. Bravo. Ma tu attacchi? Ciao. Io chiudo qua, quindi te lo assorbo. È la stessa cosa sulla prima sezione. Apri. No, che sei detto. Se apro la prima sezione vado prima a prendere la struttura, quindi sono dentro di te, dopo vado, non prima. Punti di contatto. Questo e questo. Vai. Apri. Vieni. Oh, eccolo lì. Ti danno per comando? Ti chiudo da qua, vieni. Apri, vieni. Non mi serve fare rallentatore. Vieni. Non mi serve fare questo. Rischio un buco di energia soprattutto, no? Quindi a quel punto c'è una forza che mi vuole. Eccola lì. Senti dov'è? Hai perso te. Idem puoi fare.